Buon pomeriggio a tutti e bentornati alla seconda edizione di Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, dall'assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento, Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULSS 2 e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. In particolare oggi vogliamo ringraziare il professor Paolo Andrei, rettore dell'Università di Parma, per aver concesso il patrocinio e aver supportato l'iniziativa attraverso i vari canali dell'università. Un sentito ringraziamento va alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla. In particolare per questo evento ringraziamo il Centro di Formazione alla Pratica Psicomotoria Couturier ARFAP di Bassano del Grappa. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per il supporto che ci date. E salutiamo oggi anche gli studenti e alcuni insegnanti del Liceo di Scienze Umane Marcantonio Flaminio che sono in presenza in sala, ringraziando in particolar modo la professoressa Alessandra Gregoris che si spende sempre molto e ci ha aiutato molto per questo festival. Il titolo dell'edizione di Educhiamoci di quest'anno è Che gioia e l'abbiamo scelto per cercare di indagare sempre di più intorno a questo tema che ci interessa come genitori, educatori, insegnanti, per capire come possiamo aiutare i nostri bambini, le nostre bambine, ragazzi e ragazze ad avere un presente e un futuro migliori. E ne abbiamo parlato con vari esperti, continuiamo a parlarne con vari esperti, ciascuno di loro ci porta il suo prezioso contributo in questo senso. Come avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale sul sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it sono molti gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti e a tutti i professionisti del settore dell'educazione. Prima di presentarvi l'incontro di oggi, passo la parola a Antonella Caldart, assessora alle politiche scolastiche giovanili per la famiglia e le pari opportunità e sociali, per un saluto. Di nuovo bentrovate, bentrovati e benvenuti a chi ci segue da vicino e da lontano. Siamo, come avete visto, a Vittorio Veneto, una piccola cittadina ricca di storia, di cultura, di arte, dove stiamo cercando di coltivare e di far crescere un pensiero dedicato alla cultura dell'educazione, che noi riteniamo basilare per la crescita di tutta la comunità educante. Abbiamo avuto, come ha detto Martina, tante menti eccelse, tanti professionisti eccelsi che ci hanno aiutato nel capire, nell'approfondire la tematica dell'educazione nelle sue varie sfaccettature, ma questa sera abbiamo due professionisti del settore, due scienziati oserei dire del settore, a cui porgo volentieri il benvenuto a nome di tutta la città di Vittorio Veneto, a cui lascio subito la parola per dar loro tempo e modo di dare il loro preziosissimo contributo, invitando tutti i presenti a seguire e a godere delle loro preziose parole. Buona serata a tutti. Grazie mille all'assessore ed è proprio così, un altro incontro che abbiamo fortemente voluto e a cui abbiamo dato un titolo giocando anche un po' con le parole. Faccio io per piacere, che potrebbe essere sicuramente la richiesta di ogni bambino verso l'adulto che sta con lui, anche formulata ancora prima di poter parlare, ma al tempo stesso è anche una frase che ci ricorda come sia proprio attraverso il piacere di agire che l'essere umano si costruisce il suo pensiero e il suo senso di esistere.
Abbiamo chiamato ad affrontare questo tema dell'agire del bambino due grandissimi esperti che ci porteranno ciascuno il proprio contributo che deriva proprio dal suo ambito specifico di studio, di esperienza e di lavoro, e che uniti ci daranno, ne siamo certi, una visione d'insieme importantissima, che sarà un altro tassello fondamentale per noi che ci occupiamo a vario titolo dei bambini e che abbiamo a cuore la loro gioia nel senso più profondo della parola, che in queste giornate stiamo cercando di definire in ogni sua sfumatura. Allora, con grande piacere vi presento e do il benvenuto al professor Bernardo Couturier. Merci. Un pedagogista, educatore e ideatore fondatore della pratica psicomotorio Couturier, dal 2010 presidente fondatore dell'École Internationale Couturier, autore di numerosi testi che costituiscono un patrimonio letterario formidabile e continuamente arricchente per lo psicomotricista. Attualmente continua la sua intensa attività professionale, conduce stage di formazione personale e partecipa a seminari teorici in molti paesi del mondo. Ringrazio anche Leonardo Fogassi, il dottor Leonardo Fogassi, professore ordinario di fisiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma. La sua attività di ricerca è focalizzata sulle proprietà cognitive del sistema motorio, studiate nel primate e nell'uomo, ed è uno degli scopritori del sistema specchio, come oggi pomeriggio ha anche ricordato Madame Kataria nel suo intervento. È stato ed è tuttora responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali, membro di società scientifiche nazionali e internazionali e autore di moltissime pubblicazioni nell'ambito pedagogico, oltre che scrittore insieme a Raniero Regni del libro Montessori e le neuroscienze. Allora, io direi che ricordiamo a chi ci segue che può formulare anche delle domande o dei commenti per questi due grandissimi esperti, che ringraziamo fin da ora per il loro contributo, e passerei subito la parola per un primo intervento al professor Couturier sul tema dell'origine dell'azione e dei suoi contenuti. Bien, avant de commencer, je voudrais remercier la ville de Vittorio Veneto Prima di cominciare vorrei ringraziare la città di Vittorio Veneto et l'association Education Me, e il festival Educhiamoci et aussi merci à Martina e anche a Martina, qui ringrazio a molto, insisté pour que je participe à ce séminaire. che ha insistito molto perché io partecipi a questo festival. Et merci à Jenny pour la traduction. E grazie a Jenny per la traduzione e all'azienda IAM. Vous avez parlé de l'origine de l'action et de ses contenus. Parlerò dell'origine dell'azione e dei suoi contenuti. Alors, la capacité d'agir et d'aller vers le monde La capacità di agire e di andare verso il mondo s'élabore d'abord par Eh. l'action exercée par l'enfant. si fa innanzitutto dall'azione esercitata dal bambino, Exercée sur l'objet mère esercitato sull'oggetto madre au cours des soins. nel corso delle cure. Autrement dit, Detto diversamente, l'action de l'enfant au cours des soins l'azione del bambino nel corso delle cure déterminera determinerà la capacité future la capacità futura à agir dans l'espace. la capacità futura del bambino di agire nello spazio. C'est parce qu'il agit sur l'objet malléable, sur l'objet mère malléable, E perché lui agisce sull'oggetto madre maleabile, qui se laisse transformer, che si lascia trasformare, augure le plaisir de l'enfant d'agir dans l'espace, dans le futur. e provoca il piacere quindi del bambino di agire nello spazio e nel futuro. Le premier espace conquis,
c'est le corps de l'autre. Il primo spazio conquistato è il corpo dell'altro, Sur lequel il agit et se laisse transformer. sul quale agisce e si lascia trasformare. L'enfant incorpore l'objet mère et le plaisir. Il bambino incorpora l'oggetto madre ed anche il piacere Dû à sa transformation. dovuto alla sua trasformazione. Il l'incorpore avec la bouche. Incorpora con la bocca, Il l'absorbe avec tout son corps. assorbe con tutto il suo corpo, Sa peau, ses yeux, sa musculature, sa respiration. la sua pelle, i suoi occhi, i suoi muscoli, la sua respirazione. L'action lie l'enfant et l'objet mère. L'azione lega il bambino e l'oggetto madre. Ainsi, le plaisir de l'objet mère est en lui. In questo modo il piacere dell'oggetto madre si ritrova in se stesso. L'action et le plaisir de l'un L'azione è il piacere di uno se confond avec l'action et le plaisir de l'autre. e si confonde con l'azione e il piacere dell'altro. Leur plaisir est partagé, Il loro piacere è condiviso, ce qui permet à l'enfant de se créer ciò permette al bambino di crearsi un fond de stabilité et de sécurité. un fondo di stabilità e di sicurezza. En l'absence de l'objet mère, Nell'assenza dell'oggetto madre, l'enfant se crée, en l'absence de l'objet mère, l'enfant se crée une illusion d'action il bambino si crea un'illusione di azione et de plaisir, e di piacere. se crée un fantasme omnipotent Si crea un fantasma onnipotente d'action. di azioni. Le fantasme d'action est inséparable de l'objet mère. Il fantasma delle azioni è inseparabile dall'oggetto madre. L'enfant, alors, se constitue donc des fantasmes d'action In questa maniera il bambino si costruisce dei fantasmi di azione à partir de 6-8 mois a partire dai 6-8 mesi qu'il va mettre en œuvre progressivement e metterà quindi in opera progressivamente par le plaisir de l'action réelle attraverso il piacere dell'azione reale dans l'espace et le temps. nello spazio e nel tempo. Je laisse la parole au professeur Focacci. Lascio la parola al professore Fogassi. Dottore. Grazie professor Couturier che ci ha fatto questa prima introduzione e Oui. chiediamo invece al dottor Fogassi di spiegarci un po' qual è il legame tra l'azione del bambino e la cognizione. Dottor Fogassi, a lei la parola, se mi sente. Grazie, mi Sì. sentite? Sì, certo, grazie. Anch'io vorrei ringraziare il Comune di Vittorio Veneto e la vostra organizzazione di avermi invitato a questa, direi molto interessante, questo molto interessante evento che si snoda in questi giorni. Ho visto un po' dal programma, mi sembrano tutti aspetti veramente interessanti e provo a dare un po' un mio contributo partendo da quello che mi è più consono, cioè lo studio neuroscientifico. C'è per tanto tempo c'è stata una visione classica del modo in cui noi conosciamo il mondo, che era basata soprattutto sull'idea che noi facciamo una elaborazione di quello che ci viene dai nostri sensi a dei livelli elevati, arriviamo a quello che noi chiamiamo il percetto e grazie a questo conosciamo il mondo. Poi dopo quello che è motorio viene di conseguenza, perché sulla base del percetto poi noi traduciamo in esecuzione quello che vogliamo fare sul mondo. E diciamo che negli ultimi 30 anni c'è stato un gran cambiamento rispetto a questa visione, nel senso che tutta una serie di esperimenti, di studi ci hanno fatto vedere che non è così,
che in realtà il sistema motorio è un sistema originario, costituisce la nostra prima forma di conoscenza. Ce lo dicono sia studi, per esempio, che fanno vedere che noi riconosciamo il movimento biologico anche quando questo viene rappresentato in maniera molto impoverita, senza poter vedere molti dei suoi elementi. Solamente dal muoversi noi riconosciamo di cosa si tratta, perché abbiamo incorporato una rappresentazione di come ci muoviamo e per quello noi riusciamo a riconoscere anche il movimento di altri. Poi ci sono tante dimostrazioni che ci dicono che effettivamente l'azione informa la percezione informa l'azione, cioè i due aspetti, noi li teniamo un po' diversi come descrizione, ma in realtà sono due aspetti che si integrano continuamente. E poi ci sono delle dimostrazioni dirette, neurofisiologiche, che ci dicono: pensate che neuroni della nostra corteccia si attivano per degli scopi. Ci sono dei neuroni che dicono afferrare indipendentemente dal modo in cui l'afferramento viene fatto. Quindi capite, esprimono un'idea motoria. Quindi di fatto il sistema motorio in se stesso ha dei concetti astratti che noi teniamo in memoria e usiamo tutte le volte che li dobbiamo tradurre in esecuzione, oppure semplicemente a livello di rappresentazione mentale. Pensate ad esempio quando noi facciamo un'immaginazione motoria. Se io vi dico immaginate di afferrare un oggetto, voi siete capaci di farlo, ma non si muove niente del vostro corpo. È tutta una rappresentazione mentale. Ebbene, vi assicuro che quando fate questo si sta attivando la vostra corteccia motoria. Quindi capite, la corteccia motoria svolge delle attività mentali. E questo ci è anche un po' dimostrato dal fatto che il bambino nell'utero, se noi lo andiamo a indagare con dei sistemi ecografici ad alta risoluzione, vediamo che ha tutta una serie di movimenti che non sono affatto movimenti casuali, ma assomigliano molto a quelli che sono i movimenti poi più raffinati dell'adulto. Quindi, in altre parole, il bambino nasce già con un suo repertorio motorio che userà quando nasce per interagire con lo spazio intorno a sé, con gli oggetti che afferra automaticamente. Cioè, in altre parole, il bambino acquisisce in questo modo una diretta conoscenza del mondo, però in modo motorio, non attraverso i sensi. I sensi poi saranno una conferma di quello che lui già conosce dal punto di vista motorio. E vi faccio due esempi di questo. Noi abbiamo studiato a lungo neuroni della corteccia cerebrale che si attivano, per esempio, quando un oggetto si avvicina nello spazio intorno a noi. Ecco, questi neuroni quindi danno delle informazioni visive, però in realtà queste informazioni visive sono già in qualche modo una nostra rappresentazione motoria di come vorremmo interagire nello spazio. Noi interagiamo con lo spazio per raggiungere degli oggetti, per esempio, per orientarci verso degli stimoli, per evitare. Ebbene, tutto quello che avviene nello spazio intorno a noi ci viene rappresentato da questi neuroni in una forma motoria potenziale, come se noi facessimo il movimento anche se non lo facciamo. Quindi ancora una volta abbiamo nel cervello un'idea motoria dello spazio. E la stessa cosa, forse questa è ancora più semplice da capire, se voi guardate una scena, e in una scena ci sono tanti oggetti, l'idea generale che uno può avere è che riconosce gli oggetti di quella scena perché ne fa un'analisi visiva. Quindi, in altre parole, noi riconosciamo gli oggetti perché li vediamo. In realtà, la neurofisiologia ci dimostra che quando noi guardiamo degli oggetti, si attivano due vie contemporaneamente. Una, che è quella che ce li fa riconoscere nella loro globalità, che ce li fa nominare, e l'altra invece che è una specie di traduzione pragmatica dell'oggetto. Cioè, quando noi guardiamo un oggetto si accende nel nostro cervello un circuito che ci serve per afferrare l'oggetto, per esempio.
Ma anche se non lo facciamo, il nostro circuito si attiva comunque, quindi è come se fosse pronto e nel caso che noi quell'oggetto lo dovessimo realmente afferrare, allora trasformiamo questa rappresentazione mentale in forma di esecuzione. Quindi questi altri dati ci fanno pensare appunto che noi abbiamo primariamente una conoscenza motoria del mondo che poi viene validata naturalmente sulla base delle informazioni che ci vengono dai nostri sensi. E, vorrei dire che forse l'esempio più lapalissiano, diciamo così, di come questo sistema motorio sia un sistema cognitivo, ci viene proprio dal sistema specchio, no? Prima veniva citato appunto il lavoro che abbiamo fatto su questo sistema. Ebbene, il sistema specchio è un sistema motorio. Di fatto noi comprendiamo le azioni degli altri perché le andiamo a confrontare con quelle rappresentazioni motorie che noi stessi possediamo. Quindi io vedo per esempio una persona che prende qualcosa, lo riconosco automaticamente quello che fa perché io ho una rappresentazione mentale dello stesso atto. E quindi riconosco immediatamente il comportamento dell'altro, senza bisogno di pensarci. Quindi capite? Dal sistema motorio emerge addirittura la nostra capacità di riconoscimento sociale. E il riconoscimento sociale poi si estende a tantissimi aspetti perché ci spiega per esempio come capiamo addirittura le intenzioni degli altri, come capiamo il linguaggio degli altri, come capiamo le emozioni, come siamo in grado, basandoci su dei modelli, di imitare una cosa che questo ci serve molto per parlare dei bambini, è un aspetto che serve molto al bambino per imparare. Apprendere per imitazione è un sistema molto più rapido rispetto invece all'apprendimento che il bambino può fare da solo per prove ed errori. Quindi mi sembra che in tutti questi esempi che io ho riassunto in 2 minuti ci diano la conferma che il sistema motorio è estremamente importante e poi dopo, se ho occasione di parlarne, posso cercare di proporre come queste conoscenze nuove ci possono anche aiutare nel programmare o nel pensare a dei percorsi all'interno della scuola. Sì, grazie dottor Fogassi, e infatti è proprio questo che vorremmo fare adesso, capire come l'azione ci interessa dal punto di vista del reale, del pratico. L'azione per esempio in famiglia, a scuola, al nido, alla scuola dell'infanzia in particolar modo. Professor Bernardo Couturier, una sua prima impressione di questo? Mais avant, je voudrais quand même parler de l'action réelle de l'enfant. E prima di ciò vorrei parlare dell'azione reale del bambino. Après, nous verrons ses conséquences. Dopodiché vedremo le conseguenze di ciò. Par l'action réelle Attraverso l'azione reale et le plaisir e il piacere que vit l'enfant, che vive il bambino, celui-ci retrouve l'autre et son plaisir qui est en lui. C'est ça qui est fondamental. esso ritrova l'altro e il piacere che sta al suo interno. Dans l'action réelle, il n'est pas seul. Durante l'azione reale non è solo. Il se vit lui-même, mais les deux ensemble. Si vive se stesso, ma tutti e due assieme. Dans l'action réelle, dans l'espace et le temps, Nell'azione reale, lo spazio e il tempo il est seul à deux. è da solo, ma in due. Ce qui fait dire à Winnicott que l'enfant n'est jamais seul, tout en étant seul. Ciò significa che il bambino non è solo, anche se è solo. Par l'action réelle, l'enfant est stimulé Dall'azione reale il bambino è stimolato par le désir inconscient de retrouver la mère, l'objet mère. dal desiderio inconscio di ritrovare l'oggetto madre.
Alors il vit le plein de plaisir tonique. Di conseguenza vive intensamente di piaceri tonici, Sensoriel et moteur. sensoriali, Il vit son unité corporelle vive la sua unità corporea qui lui assure la continuité de soi, che gli assicura la continuità di se stesso, la continuité de l'objet mère en son absence. la continuità dell'oggetto madre durante la sua assenza. Par l'action, Dall'azione, attraverso Réel. l'azione, il vit le plaisir de transformer son corps vive il piacere di trasformare il proprio corpo, il ajuste ses appuis, aggiusta i suoi appoggi, sa tonicité, la sua tonicità, ses postures, la sua postura, son mouvement i suoi movimenti et son regard. e il suo sguardo. Par l'action réelle dans l'espace et le temps, A- il vit le plaisir d'être lui-même. Attraverso l'azione reale nello spazio e nel tempo, En l'absence de l'objet mère. durante l'assenza dell'oggetto madre, vive se stesso. Par l'action réelle, il vit le plaisir d'agir sur les objets. Attraverso l'azione reale vive il piacere di agire sugli oggetti, De les toucher, de les prendre, di toccarli, di prenderli, de les manipuler. di manipolarli. Il apprend d'autant mieux qu'il agit sur les objets. Impara molto meglio quando agisce sugli oggetti. Il les rassemble, Li raggruppa, les sépare, li separa, les encastre, li incastra, les compare. li paragona, Il apprend. impara. Et je voudrais citer E vorrei citare un domaine de l'action qui est régulé du dedans. una dimensione dell'azione che è regolata dall'interno, Par l'auto-représentation de soi. attraverso l'autorappresentazione di se stesso. C'est celui du jeu spontané. E quello del gioco spontaneo. Lorsque l'enfant joue spontanément, Quando il bambino gioca spontaneamente, il révèle son histoire passée rivela la sua storia passata au travers de sa production imaginaire. attraverso, originaire, attraverso la sua produzione immaginaria, où la mère est présente dove la madre virtuellement, è presente, tout en étant réellement absente. essendo contemporaneamente realmente assente. Le jeu ne se développe qu'à la condition Il le gioco, lien avec l'objet mère subsiste. il gioco si sviluppa soltanto con la condizione che il legame con l'oggetto madre continua a vivere. Voilà ce que je voulais dire sur l'action réelle de l'enfant. Ecco ciò che D'abord. volevo dire sull'azione reale del bambino, prima di tutto. Après, je parlerai du plaisir de connaître. Dopodiché parlerò del piacere di conoscere. Va bene professore, grazie. Sì, Grazie. Martina. Sì. Grazie mille per quest'altro passaggio e chiederei anche al dottor Fogassi come l'azione del bambino in qualche modo nel mondo reale lo condiziona. In particolare lei si è molto occupato della pedagogia Montessori ed è un argomento che interesserà sicuramente le educatrici anche del nido, della scuola dell'infanzia che stanno seguendo Educhiamoci. Allora ci chiediamo se è il bambino che deve in qualche modo adattarsi all'ambiente che trova o viceversa, secondo quello che lei ha approfondito. Dunque, io volevo partire con qualche considerazione che mi serve un pochino da premessa, nel senso che
se noi guardiamo la concezione classica della scuola, noi abbiamo spesso, non dico che sia sempre così, no? Ma è una concezione che ci portiamo dietro da molto tempo, un insegnante che trasferisce dei contenuti, un apprendimento che si basa soprattutto sull'assorbimento di questi contenuti piuttosto che sull'appropriamento esperienziale da parte del bambino, del ragazzo. Il bambino deve seguire un'organizzazione che è decisa dall'adulto, che spesso non favorisce il coinvolgimento della persona. E poi una cosa che secondo me è abbastanza tipica della concezione classica è che, soprattutto dalla scuola primaria in avanti, si metta sempre più l'accento sull'apprendimento formale piuttosto che su quello esperienziale, considerando che quegli aspetti formali, pensiamo per esempio alla matematica, siano aspetti che già si possano padroneggiare molto bene in questa età, no? E a fronte di questo vorrei fare solo dei paragoni, no? Come al solito partendo da quello che si sa da tutta una serie di studi, no? Innanzitutto il fatto che per molto tempo è stato trascurato che il bambino costruisce la sua mente soprattutto nel periodo che va dalla nascita ai 3 anni. I motivi di questo sono che c'è tutta una serie di tappe nel cervello che si continuano ampiamente nella fase dopo la nascita con quello che noi chiamiamo sinaptogenesi, cioè con la formazione e la eliminazione di connessioni tra i neuroni, che è un aspetto fondamentale che ha i suoi tempi e continua nel tempo, ma se noi andiamo a vedere troviamo che diciamo così, il consolidamento di queste connessioni per quello che riguarda le funzioni primarie avviene abbastanza presto, mentre invece quando si parla di funzioni superiori, tra cui appunto quelle che ci servono per l'apprendimento formale, il cammino è più lungo e si conclude verso il 18° anno. Pensate per esempio al periodo dell'abilità emotiva, la difficoltà nelle scelte, eccetera. È proprio dovuto al fatto che c'è questa maturazione che è ancora in atto, no? E poi un secondo aspetto è quello della plasticità sinaptica, cioè il fatto che il nostro cervello è sempre soggetto a modificazioni e lo è ancora di più in questo periodo. Nel periodo 0-3 lo è tantissimo, ma non lo è in tutto il periodo dello sviluppo, più che nel periodo dell'età adulta. E quindi il bambino in questi anni qua capta moltissimo dall'ambiente in cui vive. E poi il terzo punto che mi sembra importante da sottolineare, che forse non è abbastanza approfondito, è che è ben noto ormai che per tutta una serie di funzioni esistono dei periodi critici, cioè dei periodi finestra in cui il bambino impara determinate funzioni. E se questi periodi per qualche motivo non ci sono, il bambino viene deprivato di questi periodi, questo può produrre dei danni notevoli. Un esempio tipico di questo è il linguaggio, che si sviluppa nei 3 anni, però se il bambino non è esposto al linguaggio non lo impara. Quindi queste sono considerazioni importanti da tenere presente, questa grande capacità di apprendimento del bambino nei primi anni di vita, cosa che Maria Montessori aveva capito molto bene. Lei aveva proposto una serie di concetti fondamentali, la mente assorbente, che rappresenta appunto questa capacità del bambino di assorbire molte informazioni dall'ambiente tramite però anche il suo movimento. Poi appunto Maria Montessori metteva molto l'enfasi sul fatto che il movimento è essenziale per la costruzione
per la costruzione della mente del bambino e in particolare all'interno del sistema motorio il ruolo della mano, il nostro sistema più sofisticato. E prima ancora che da un punto di vista scientifico si affrontasse il discorso dei periodi critici di cui parlavo prima, lei parlava di periodi sensitivi, che praticamente si sovrapponevano a questi periodi critici, tant'è vero che uno degli esempi che fa è proprio quello dell'evoluzione del linguaggio attraverso i vari passaggi della produzione e comprensione da parte del bambino. Quindi cosa dimostrano tutti questi aspetti? Dimostrano che in realtà l'interazione del bambino con l'ambiente è fondamentale. È un andata e ritorno in qualche modo. Il bambino si può dire che in qualche modo incorpora l'ambiente all'interno di se stesso, se lo rappresenta nel momento stesso in cui interagisce con esso, ne fa esperienza e le sue sinapsi si modificano in maniera plastica. Ultima cosa che vorrei dire, perché potrebbe quasi sembrare che pensare che aspetti di ordine superiore derivino dal sistema motorio sia un salto troppo forte. In realtà proprio gli studi neurofisiologici da una parte, neuroscientifici diciamo, e quegli studi controllati sulla scuola che sono basati su questi concetti, ci fanno vedere che effettivamente le attività esperienziali fatte dai bambini, anche le attività libere, diciamo così, che però riguardino l'utilizzo di oggetti, l'utilizzo di strumenti, di materiale che permetta la costruzione, per esempio, determinano degli effetti non solamente sul sistema motorio stesso, ma anche su aspetti di ordine superiore, quali per esempio la pianificazione, il linguaggio, la cooperazione. Noi abbiamo fatto una serie di studi di questo tipo qua e effettivamente abbiamo notato questa relazione tra aspetti relativi al movimento e aspetti di ordine superiore. Grazie dottor Fogassi. E quello che lei dice è sicuramente qualcosa che anche il professor Bernardo Couturier aveva intuito molti anni prima delle conferme che oggi abbiamo grazie alle neuroscienze. E in particolare piacere di agire, piacere di pensare, piacere di essere se stessi, anche alla base della sua pratica psicomotorio Couturier. Quindi un'altra battuta per il professor Couturier. Le plaisir d'être soi par le plaisir d'agir. Il piacere di essere se stesso attraverso il piacere di agire. Grâce au plaisir d'agir. Grazie al piacere di agire, l'enfant exerce son omnipotence sur l'espace et les objets. Il bambino esercita la sua onnipotenza sullo spazio e gli oggetti. Exerce sa toute puissance de sujet sur le monde. Esercita sa toute puissance de sujet sur le monde. Tutta la sua potenza come soggetto nel mondo. Et affirme son efficacité, la réussite de soi, la confiance en soi. E afferma la sua efficacia, la riuscita di essere se stesso e la fiducia in se stesso. Il grandit. Cresce. Il affirme le plaisir d'être lui. Afferma l'autonomie affective. Afferma il piacere di essere se stesso. En effet, agir pour lui met à distance l'intensité de la relation avec l'objet maternant. Agire per lui significa mettere della distanza tra
se stesso e l'oggetto madre, l'objet maternant. maternante. À travers le plaisir d'agir, l'enfant entretient Attraverso il piacere di agire, il bambino mantiene son narcissisme primaire, il suo narcisismo primario, narcissisme soutenu par les parents narcisismo sostenuto dai genitori qui prennent tant de plaisir à observer, à encourager l'enfant, che prendono tanto piacere a incoraggiare, a osservare il bambino in questa direzione, à agir avec tant d'attention et de persévérance, agire con tante attenzioni e perseveranze et à croître dans ses moindres détails. e a crescere nei suoi minimi dettagli. Ajoutons que la continuité de soi E possiamo aggiungere che la continuità di se stessi est liée à un fonctionnement du plaisir d'exister, è legata al funzionamento del piacere di esistere, indépendamment des autres. indipendentemente dagli altri. Il est possible même d'avancer que le plaisir de l'action Possiamo anche dire che il piacere dell'azione et le désir de se construire indépendamment des autres è il desiderio di costruirsi indipendentemente dagli altri est la voie pour aller vers les autres. ed è la via per andare verso gli altri. En effet, In effetti, agir, c'est exister. agire significa esistere, C'est être là pour soi et les autres. significa essere qui per se stesso e anche per gli altri. Agir, c'est créer ensemble. Agire significa creare insieme, Même dans le futur, anche nel futuro, dans un contexte de sécurité. anche nel futuro in un contesto di sicurezza. Par contre, si les parents ne laissent pas agir l'enfant, Però se i genitori non lasciano agire il bambino, niant son omnipotence, negando così la sua onnipotenza, il se vivra envahi par la puissance agressive des parents. si sentirà invaso dalla potenza aggressiva dei genitori. Il souffrira de son inefficacité. Soffrirà della sua inefficacità, Il souffrira de ses échecs répétés. soffrirà dai suoi sbagli ripetuti. Pour lui, l'immobilité est source d'un vide intérieur. Per lui l'immobilità è fonte di un vuoto interno, D'abandon, d'angoisse de perte, di abbandono, di angoscia di perdita, libérant des affects de déplaisir liberando così degli affetti di non piacere et des émotions de souffrance. e delle emozioni di sofferenza. Chez l'enfant, alors perdure alors une identification Nel bambino quindi continua un'identificazione à un mauvais objet, di un oggetto sbagliato, sur un mode caractérisé par la haine, in un modo caratterizzato dall'odio, d'où le développement de l'agressivité, dove nasce lo sviluppo dell'aggressività à l'égard d'un monde dangereux qui en résulte. nei confronti di un mondo pericoloso che ne esce. Parents, éducateurs, laissez vivre l'action de l'enfant. Genitori, educatori, lasciate vivere l'azione del bambino. Participez avec lui. Partecipate con lui. Nous a en questa verrons les azione. conséquences. Nous en verrons les conséquences plus tard. Vedremo le Je laisse la parole conseguenze. au professeur Focacci. Vedremo le conseguenze dopo. Adesso lascio la parola al dottor Fogassi. Grazie professor Couturier.
Ci state dando entrambi degli spunti preziosi su cui riflettere come genitori, come educatori, e quindi non so più come ringraziarvi, ecco. Allora, dottor Fogassi, un altro punto che ci interessava un po' approfondire, anche l'attenzione fa parte degli aspetti del cognitivo ed è legata, sappiamo, all'azione. Quindi alla luce di quanto voi avete potuto studiare e di quanto appunto emerge dalle neuroscienze, ci può dire qualcosa anche rispetto all'attenzione e soprattutto alla luce anche dei numerosi problemi che spesso si riscontrano nei bambini, nella scuola a questo livello? Sì, grazie. È un aspetto, secondo me, questo che va approfondito molto, perché se ne parla molto e quindi bisogna andare un po' più in profondità, a mio parere. Vi vorrei leggere brevemente quello che dice William James dell'attenzione. Lui dice: tutti sappiamo cos'è l'attenzione. È il prendere possesso da parte della mente in forma chiara e vivace di uno tra diversi possibili oggetti o pensieri. Ebbene, insomma, da quel tempo in cui non si avevano dati strumentali su questa funzione, insomma, è cresciuta la nostra conoscenza di cosa vuol dire il fenomeno attenzionale. Noi nella vita quotidiana ci accorgiamo dell'attenzione spesso dalla sua mancanza, sia in situazioni normali sia in situazioni patologiche. Appunto lei diceva dei problemi di disattenzione di cui adesso tanto si parla per tanti bambini, ragazzi, no? Si parla di questo deficit da attenzione, iperattività, no? E se andiamo un pochino dentro il problema dell'attenzione, in effetti non è un unicum, cioè è declinabile in tante maniere, sempre partendo da una prospettiva neuroscientifica. Innanzitutto c'è un'attenzione, diciamo così, aspecifica, che sembra pensata in maniera perfetta dal sistema nervoso. Se nell'ambiente compare uno stimolo nuovo, è importante orientarsi verso questo stimolo per poi eventualmente attuare un comportamento che l'attenzione stessa preattiva a livello motorio. Quindi pensate al mondo animale. Per il mondo animale è importantissimo questo fenomeno, che noi potremmo chiamare allerta, per esempio. Ripeto, è un fenomeno specifico. Però chi studia l'attenzione ci dice che ci sono due tipi fondamentali di attenzione: quella che è richiamata da uno stimolo esterno, quindi compare uno stimolo, io immediatamente muovo gli occhi, per esempio, verso lo stimolo, oppure è generata internamente. E appunto la prima ci serve per rispondere rapidamente a questi stimoli esterni, la seconda per decidere volontariamente di concentrarsi su un determinato oggetto o compito. È quello che spesso noi chiediamo agli studenti, no? Di concentrarsi, di fare attenzione su. Quindi, per esempio, se dobbiamo capire il significato di un testo, dobbiamo utilizzare l'attenzione endogena. Se esploriamo un ambiente esterno nuovo, abbiamo bisogno anche di quella che viene dall'esterno, l'attenzione richiamata dall'esterno, quella esogena. E la cosa interessante dal nostro punto di vista, ma fa pensare, è che a seconda della modalità si attivano zone diverse del cervello. E quindi in questo modo noi diamo salienza, importanza ai vari tipi di stimoli. Quindi il compito principale dell'attenzione è quello di favorire la percezione in questo senso. È un meccanismo in più adattativo per l'individuo che gli consente di enfatizzare
aspetti importanti del mondo esterno e di trascurarne altri probabilmente non rilevanti. Quindi se noi pensiamo al bambino che agisce in un ambiente e continuamente fa questo, viene richiamato da stimoli nuovi, stimoli interessanti e trascura quelli che non sono interessanti. Addirittura il fatto che esista l'attenzione come fenomeno è anche spiegato dall'esistenza di sindromi che a causa di lesioni cerebrali che determinano appunto una perdita di attenzione per determinate zone dello spazio. Ritornerei un attimo, quindi ecco, tutto questo per dire che quando parliamo di attenzione in realtà stiamo parlando di tante cose diverse e credo che su ognuna si potrebbe lavorare a livello scolastico. Ritornando un attimo a Montessori, è interessante quello che lei dice sull'attenzione, perché era partita proprio anche dall'osservazione di bambini che svolgevano un gioco per tanto tempo senza essere distratti da quello che succedeva intorno a loro. E lei dice: tutta l'arte dei maestri è consistita in sostanza nel preparare l'attenzione dei bambini all'attesa dei loro insegnamenti, nell'accaparrarsi la cooperazione di quelle forze intime che devono aprire la porta quando essi bussano. Quindi ci sono delle forze interne che sono pronte per rispondere all'intervento esterno. E in base a questo lei ha fatto, sapete che lei insisteva molto sull'uso dei materiali, no? per l'attività del bambino, e lei poneva molto l'enfasi su materiali che richiamano l'attenzione e la concentrazione del bambino. Quindi per esempio materiali che differiscono solo per un elemento, per una variabile, e quindi il bambino ha l'attenzione richiamata proprio su quella variabile. L'attenzione, per quello che abbiamo detto, è uno strumento di apprendimento, quindi direi un po', anche riprendendo ciò che dicevo prima, che secondo me la scuola deve avere due obiettivi. Uno, l'accrescimento dell'esperienza pratica, perché come abbiamo visto è quella che ci serve per formare la mente. E secondo, sfruttare queste conoscenze sull'attenzione per utilizzarla nella maniera più adatta. Certo, grazie. Noi ci annotiamo questi preziosi consigli e speriamo che possano raggiungere quante più persone possibile. Mi sembrava di capire che il professor Couturier volesse aggiungere ancora un punto. Oui, je voudrais parler du plaisir de connaître. Vorrei parlare del piacere di conoscere. Le plaisir de connaître se développe Il piacere di conoscere si sviluppa lorsque les parents facilitent les premières actions de leur enfant. quando i genitori facilitano le prime azioni dei loro bambini. Avec un minimum de contraintes. Con un minimo di ostacoli. Ces actions chargées de plaisir permettent à l'enfant Queste azioni cariche di piacere permettono al bambino de vivre la découverte et la redécouverte de son corps. Di vivere la scoperta e la riscoperta del proprio corpo. De l'environnement de l'espace. Dell'ambiente, dello spazio. Et des objets. E degli oggetti. Mais plus que cela, Ma lorsque l'enfant agit, quando il bambino agisce, toute sa sensorialité est stimulée. Tutta la sua sensorialità è stimolata. Sa sensorialité motrice. La sua sensorialità motoria. Tactile. Tattile. Visuelle. Visiva. Auditive. Uditiva. C'est pour cette raison que le développement è per questo motivo che lo sviluppo d'un aspect spécifique sensoriel est inutile. Di un aspetto specifico sensoriale è inutile.
On ne travaille pas l'activité tactile, l'activité visuelle, l'activité auditive. Bon, ça ne se travaille pas, ça se travaille par l'action. Non si lavora l'attività tattile, visiva, uditiva, si lavora attraverso l'azione. En laissant agir l'enfant jeune. Lasciando agire il bambino in età giovane. Celui-ci se mesure à des résistances du milieu. Così si può misurare attraverso le resistenze del luogo, del posto. Voilà. Et trouve un certain plaisir à les résoudre. E in questa maniera trova un certo piacere a risolvere. L'enfant se mesure à la réalité du monde. Il bambino si misura attraverso la realtà del mondo. Extérieur qui s'impose à lui. Il mondo esterno che si impone a lui. Par un ajustement de ses actions. Attraverso un aggiustamento delle sue azioni. S'impose à lui la loi de l'espace et des objets. Si impone a lui la legge dello spazio e degli oggetti. Qui ont des caractères objectifs. Che hanno dei caratteri obiettivi. S'impose à lui la difficulté de l'espace. Si impone a lui la difficoltà dello spazio. Une marche trop haute qui le déséquilibre. Una marcia che lo può squilibrare. Un objet trop lourd à soulever. Un oggetto troppo pesante da alzare. Ou trop volumineux à transporter. O troppo voluminoso da trasportare. Par cette réalité qui s'impose. Attraverso questa realtà che si impone. L'enfant intègre ses propres limites. Il bambino integra i suoi propri limiti. J'arrête là. Mi fermo qui. Grazie professor Couturier. Lascerei anche al dottor Fogassi un ultimo, se c'è qualcos'altro, insomma un ultimo pensiero che vuole portarci, per poi lasciare anche un breve tempo per alcune domande che sono arrivate dalle persone che stanno seguendo. Sì, vorrei fare un esempio concreto. Innanzitutto sono molto d'accordo con quello che diceva il dottor Couturier su questa importanza dell'azione che richiama poi, come dicevo anche prima, gli aspetti sensoriali. Proprio per cercare di mettere in pratica questi concetti, per esempio abbiamo svolto in una scuola dell'infanzia diciamo così, una serie di osservazioni fatte in tempi successivi, dando la possibilità a gruppi di bambini di età omogenea o di età eterogenea, intendo parlare di 3-5 anni, di interagire con degli strumenti, con della sabbia modellabile e con delle costruzioni, e lasciandoli liberi di agire. Quindi fare questi tre momenti in successione di 10 minuti l'uno, osservando mediante videoregistrazione qual era il loro tipo di lavoro. E si sono osservate molte cose interessanti, perché si è visto proprio l'evoluzione nel tempo di alcuni dei parametri che avevamo misurato. Ma una sola cosa volevo mettere in evidenza per far vedere il passaggio dal sistema motorio agli aspetti cognitivi. Per quello che riguarda le costruzioni, avevamo notato che nella prima osservazione i bambini o costruivano da soli, oppure a un certo punto si mettevano insieme per riuscire a costruire qualcosa di più elevato, per esempio una torre. E quindi si passa dallo stato individuale a quello di cooperazione. Ma la cosa interessante che abbiamo notato nella terza sessione di osservazione, dando lo stesso tipo di materiale, è che all'inizio il gruppo di bambini, alcuni dei bambini si sono messi insieme, hanno parlato tra di loro su come avrebbero dovuto fare la costruzione e poi l'hanno eseguita.
cioè sono passati alla fase di pianificazione tramite la conversazione linguistica. Quindi a noi ci è sembrata una bella dimostrazione del fatto di come agendo si passa poi alla, diciamo così, anche alla formalizzazione a livello cognitivo. Grazie. Scusate, aggiungo solo questo. Questo Prego. vuole anche dire che, per esempio, aspetti che vengono considerati molto formali, come la matematica, può avere invece una base estremamente concreta nel suo apprendimento iniziale. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Sono assolutamente d'accordo. Oui. Ecco, abbiamo ancora pochissimo tempo a disposizione. Professore Oh là Couturier, là, oui, bah, ma foi, come facciamo? un peu de temps. Au moins un quart d'heure. Vorrebbe un altro quarto d'ora. Sì. La répétition de l'action. La ripetizione dell'azione. L'enfant apprend à assimiler les objets du monde externe. Il bambino impara a memorizzare gli oggetti del mondo esterno. Voire à exercer un contrôle sur eux. E anche ad esercitare un controllo su di essi. Il les observe avec insistance. Li osserva con insistenza Et découvre progressivement les paramètres qui les constituent. e scopre progressivamente i parametri che li costituisce. En effet, In effetti, en les poussant, spingendoli, en les soulevant, alzandoli, ils sont en haut et en bas. sono in alto, sono anche in basso, En les pressant, premendoli, les effleurant, sfiorandoli et il apprécie la texture des objets doux ou rugueux. e apprezzando la textura, il tatto degli oggetti duri, degli oggetti morbidi, En les ramassant au sol, ils sont lourds ou légers. raccogliendoli da terra, sono pesanti oppure sono leggeri, En s'allongeant ou en se raccourcissant. allungandosi o accorciandosi. Il apprécie la taille, la forme des objets grands et petits. Il bambino apprezza la taglia e la forma degli oggetti grandi e piccoli. C'est la période avant 3 ans Il periodo où l'enfant fait corps avec les objets sans distance d'affect. Il periodo prima dei 3 anni dove il bambino fa corpo con gli oggetti, senza distanza di affetto. L'objet est comme l'enfant l'a fait. L'oggetto è come il bambino lo fa. Il est l'objet. Il est l'objet. Lui è l'oggetto. Et l'enfant acquiert une connaissance subjective de l'objet. In questa maniera il bambino acquisisce una conoscenza soggettiva dell'oggetto, Mais qui est déjà une expérience cognitive ma che è già una esperienza cognitiva qui sera pérennisée et identifiée par le langage. che sarà poi definita attraverso il linguaggio. La répétition de l'action est donc fondamentale La ripetizione dell'azione è quindi fondamentale dans la genèse des activités cognitives nella genesi delle attività cognitive. pour connaître l'objet. Per conoscere l'oggetto, En cherchant à le transformer, cercando di trasformarlo, à le sucer, à le toucher, di leccarlo, di toccarlo, à le taper, à le lancer maintes fois, di gettarlo più volte et ainsi structurer le temps qui s'écoule. e in questa maniera strutturare il C'est tempo che passa. C'est par le plaisir de l'action que l'enfant va structurer le temps. E attraverso il piacere dell'azione che il bambino strutturerà il tempo. La répétition de l'action permet à l'enfant d'apprendre par lui-même.
La ripetizione dell'azione permette al bambino di imparare da se stesso et assure pour le futur e assicura per il futuro sa curiosité intellectuelle. la sua curiosità intellettuale. La répétition de l'action assure le plaisir de prendre, La ripetizione dell'azione assicura il piacere di prendere, d'apprendre, di imparare, comprendre di comprendere et entreprendre. e di intraprendere. Ce sont là des métaphores compensatoires Sono così delle metafore compensatorie, du plaisir de la transformation originaire. Du plaisir de la transformation originaire, del piacere della trasformazione originaria, de l'objet mère tant aimé et recherché. dell'oggetto madre così tanto amato e ricercato. Ce sont là des métaphores. Sono così delle metafore. Libre d'agir dans l'espace en utilisant les objets. Libero di agire nello spazio usando questi oggetti. L'enfant pense en action. Il bambino pensa in azione. Comme un moyen de réassurance. Come un modo di rassicurazione. Il dialogue avec lui-même. Dialoga con se stesso. Et anticipe des actions. E anticipa delle azioni. Il s'agit d'une intense activité psychique. Si tratta così di un'intensa attività psichica. Ne s'agit-il pas là de la manière de penser la plus archaïque? Non è, se così, la maniera di pensare più arcaica? Une pensée agie. Un pensiero agito. Cette pensée agie Questo pensiero agito est facilitée par les parents et les professionnels de la crèche. è facilitato dai genitori e dai professionisti del nido. Qui observent l'enfant agir. Che osservano il bambino agire. Même qui participent avec lui. E che partecipano anche assieme a lui. Et qui pensent, et qui le pensent d'autant plus. E che pensano e lo pensano ancora maggiormente. Qu'ils prennent le temps de dire. Che prendono il tempo di dirlo. D'utiliser les mots qui font penser l'enfant. Di utilizzare delle parole che permettono al bambino di pensare. Un rythme qui tient compte Un ritmo du rythme de son action. Un ritmo che prende in considerazione il ritmo dell'azione. Mais penser en action pensare in azione, où l'enfant sera capable. Mais penser en action évoluera dans la mesure e evolverà nel modo où l'enfant sera capable de se représenter mentalement des actions. Evolverà nel modo in cui il bambino sarà capace di rappresentarsi attraverso le azioni. Sans agir réellement. Senza agire realmente. À partir de quelle année? A partire da che età? C'est très très variable, surtout aujourd'hui. È molto variabile, soprattutto oggi. Où les enfants agissent de moins en moins. Dove i bambini agiscono sempre meno. Et sont envahis par les écrans. E sono invasi dagli schermi. E questo ci porterebbe ad aprire... Questo ci porterebbe ad aprire un'altra grande parentesi che in parte abbiamo anche già toccato. Io ringrazio ancora il professor Couturier e vorrei a questo punto rivolgere in ultima battuta al dottor Fogassi la domanda che ci è arrivata da chi ci segue e che in qualche modo si riferisce proprio a questo punto toccato ancora una volta dal professor Couturier del legame tra il
l'azione, il movimento e l'apprendimento, perché qualcuno dice appunto che ha potuto constatare nell'esperienza scolastica come bambini con un movimento incerto, goffo, poco coordinato, funzionale, siano poi risultati affetti da disturbi dell'apprendimento e si chiedevano se fosse un caso o se c'è effettivamente, se ci può essere un legame tra questi due aspetti. Dottor Fogassi, una sua considerazione. Sì, questo è un argomento molto vasto sicuramente, perché di fatto il sistema motorio è un sistema di apprendimento, perché è un sistema di apprendimento implicito, cioè un apprendimento che addirittura non può essere neanche descritto, perché semplicemente avviene nelle modalità che anche il professor Couturier ha citato nel suo intervento precedente. Io avevo fatto l'esempio dei neuroni specchio, per esempio. I neuroni specchio, nel caso dell'imitazione, ad esempio, permettono di apprendere con la osservazione e riproduzione immediata del modello. Quindi si richiede una comprensione automatica e una riproduzione che viene fatta direttamente dal sistema motorio, non c'è un sistema di riflessione intermedio per operare questo tipo di apprendimento. Nello stesso tempo il fatto di notare che ci sia una relazione tra la goffaggine dei movimenti e problemi, io direi problemi più in generale di natura cognitiva, penso che sia assolutamente vero, come c'è una relazione tra la difficoltà dell'apprendimento motorio e quello dell'apprendimento linguistico, che spesso si nota in molti bambini. Quindi è una conferma del fatto che il sistema motorio è un sistema cognitivo, questo. Grazie mille. Io direi che speriamo di potervi avere di nuovo con noi per ulteriori approfondimenti, perché il tema è davvero molto interessante, molto vasto e ci piacerebbe approfondire ancora con entrambi questi argomenti che avete trattato questa sera. I tempi ci chiedono invece di arrivare ai saluti e ai ringraziamenti, quindi io vi pregherei di rimanere un attimo connessi con noi anche dopo la diretta. Ora invece saluto il pubblico che ha seguito da casa questo incontro, le persone qui in sala. Vi ringrazio a nome di tutti noi staff di Educhiamoci per il vostro intervento. Ringrazio il professor Couturier e il dottor Leonardo Fogassi per la disponibilità. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, ringrazia tutti per aver partecipato e vi invitiamo ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Tra pochissimo saremo in diretta dal Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto alle ore 20:15 con il dialogo tra Fabio Cinti e Guido Guerrera dal titolo La musica che cura, e a seguire ci sarà il concerto di Fabio Cinti. Quindi ancora grazie e arrivederci a tutti, buona serata. Merci a vous. Grazie.